Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Adesso la cronaca con due distinte operazioni. Polizia e Guardia di Finanza hanno portato alla luce un traffico di droga a Cosenza. Arrestate 11 persone che fornivano stupefacenti a professionisti ma anche a pensionati. E il procuratore spagnolo ha usato un termine molto particolare per descrivere la situazione. Cosenza ha detto una città che galleggia sulla droga. Sentiamo. Ecco gli ovuli contenenti eroina che venivano ingeriti per eludere i controlli delle forze dell'ordine. Giunta a destinazione la droga veniva poi recuperata e immessa sul mercato. L'operazione delle Fiamme Gialle di Cosenza, denominata Ovuli Itineranti, ha consentito di individuare il modus operandi del gruppo smantellato oggi, dedito all'usura, allo spaccio di sostanze stupefacenti e ai furti. 4 le misure cautelari eseguite. Queste invece sono le persone arrestate sempre oggi dalla polizia di Cosenza. Sono 7 in tutto, 5 in carcere e 2 domiciliari. Secondo gli inquirenti spacciavano soprattutto nel centro storico di Cosenza, in particolare in via Oberdan, da qui il nome dato all'operazione. Cocaina ma anche eroina, hashish e marijuana che veniva acquistata da persone della Cosenza Bene, tra cui avvocati, professionisti, pensionati. Fiumi di droga dunque arrivano in città, come confermano i 2 blitz coordinati dalla Procura di Cosenza e scattati quasi contemporaneamente questa mattina all'alba. Sono indagini che ci evidenziano una diffusione capillare dello stupefacente in questa città, droghe leggere, cocaina, purtroppo l'eroina, purtroppo le droghe sintetiche. Noi guardiamo la fase dell'ultima cessione. Tutto ciò che precede è di competenza della Procura distrettuale e attiene ad altro. Ecco, in quest'ultima fase c'è il diretto contatto fra lo spacciatore e l'assuntore. Gli assuntori che qui sono stati identificati hanno risposto come persone informate sui fatti, perché il loro non è un comportamento assolutamente da criminalizzare per legge, si tratta di persone che purtroppo appartengono ad un microcosmo estremamente complicato, estremamente difficile e di grande sofferenza umana. Con l'operazione Oberdan gli investigatori della squadra mobile, grazie a degli appostamenti fatti a distanza, sono riusciti a monitorare gli scambi della droga. Durante l'attività sono stati effettuati ben 21 riscontri con sequestro di sostanze stupefacenti, tra i quali alcuni anche in provincia di Cosenza, precisamente a Marano Marchesato, presso l'abitazione di uno degli indagati. Per quanto riguarda l'operazione della Guardia di Finanza, invece, le indagini sono partite dalla scoperta di un giro di usura. Gli inquirenti però non solo hanno accertato le vessazioni subite da una vittima in difficoltà economica, costretta a pagare interessi annui pari al 120%, ma sono riusciti a ricostruire i rapporti esistenti tra l'usuraio e altri soggetti dediti allo spaccio di droga e ai furti di autoveicoli. È stato così scoperto che gli spacciatori si rifornivano di droga a Casal di Principe, nel Casertano, poi incaricavano del trasporto altre persone che ingerivano gli ovuli, pratica questa molto pericolosa. Il rischio infatti è che gli ovuli si rompano con la conseguente diffusione diretta della sostanza stupefacente nell'organismo. Le persone addette al trasporto venivano pagate solo se la consegna andava a buon fine. Un monitoraggio costante, quello effettuato dagli inquirenti, che ha consentito di documentare il pagamento dello stupefacente e di individuare anche 2 uomini provenienti dalla zona del Casertano che, come confermato dagli esami diagnostici, avevano ingerito un considerevole quantitativo di eroina bianca pura con cui si sarebbero potute realizzare oltre 700 dosi.